Eder. Mac. Pallister. Un vecchio amico, che oggi vive a Berlino, mi ha dato una imbeccata che potrebbe dare alcune spiegazioni sulle granitiche protezioni del Sebastiano Nazionale. Trieste dal dopoguerra e crocevia di interessi geopolitici occulti. Il caso IRE degli anni 90 ne ha disvelato alcune trame fra KGB, sismi eccetera eccetera. Nel 2020 inoltre il sindaco di Radenzi pubblicava un elenco di 400 cittadini di Gorizia e Trieste appartenenti all'ABA jugoslava, autori di oltre 203 omicidi e sequestri anche su territorio italiano. Tra questi c'è un Marcello Visentin, e poi una serie di accadimenti che certificano una intensa attività occulta. In genere gli arruolamenti avvengono nei collegi e mi pare che Sebastiano ne abbia frequentato uno. Comunque da fotografo, pseudocronista e faccendiere ficcanaso riconosciuto può essersi imbattuto in qualcosa di molto grave, un segreto che custodisce e che di riflesso lo protegge, perché è troppo coperto, troppo sicuro dei fatti suoi. Beato lui. Ore 14. La trasmissione di Rai 2 invita spesso il pubblico a non fidarsi dei social, demonizzandoli e presentandoli come il male puro. Fa credere che tutto ciò che passa attraverso di essi sia falso, frivolo o ingannevole, come a dire: seguite solo noi, il nostro programma è l'unico che offre informazioni vere, oneste e obiettive, perché questo. In realtà, sappiamo tutti che piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok rappresentano una rivoluzione che ha creato un nuovo mondo, il quale, come è naturale, può presentare pericoli. Ma il mondo pre-social non presentava forse pericoli? La verità è che molti programmi TV stanno iniziando a rendersi conto di perdere terreno nel confronto con il nostro mondo. Con il poco tempo di cui dispongono nei palinsesti, possono coprire in tempo reale solo i pochi eventi che si verificano durante la loro messa in onda. Noi, invece, possiamo trasmettere in qualsiasi momento e produrre video di qualsiasi lunghezza, adattandoci al contenuto da comunicare. Chi opera in questi programmi, essendo ricco o famoso e sempre nei camerini a truccarsi, ha poco tempo per studiare, prepararsi, approfondire i casi, e li tratta di conseguenza spesso con superficialità. Noi invece seguiamo tutto, sempre, 7 giorni su 7, a Ferragosto, Natale, Pasqua e Capodanno. Lo facciamo in primis per passione. Questo ci permette di dedicare alla nostra attività anche 20 ore al giorno tra studio dei casi, ricerche e costruzione video. Per tutto ciò a volte sacrifichiamo anche il sonno. Forse è per tutto ciò che loro sono seguiti da analfabeti funzionali, mentre da noi questi stessi individui diventano risorse insostituibili. Proprio la casalinga di un paesino sperduto, ad esempio, può scoprire e fornirci un indizio decisivo. Da noi, il pubblico è parte integrante dello show. Da loro, serve solo a misurare l'audience. Questi programmi ci accusano regolarmente di creare contenuti solo per le visualizzazioni, come se loro potessero permettersi di essere ignorati dal pubblico. Dimenticano forse che, quando un programma TV cala negli ascolti, viene chiuso, definitivamente. Nel mondo della TV, mentre Jasmine parla, Edoardo Lucarelli le toglie il microfono per inquadrare uno striscione e, non avendola ascoltata, riporta male le sue parole. Nel programma Quarto Grado, Jasmine viene interrotta di continuo e non le è permesso di esporre ciò che ha preparato perché bisogna rispettare i tempi per mandare la pubblicità. Da noi, invece, Jasmine, se vuole, può parlare anche per 4 ore di fila. E poi ci sono le famose salite e discese dal carro. A fine 2022, per esempio, l'Abruzzone, che a quel tempo era molto amica di Gabriella Micheli, invitò i telespettatori di Ore 14 a seguire i video di uno youtuber che metteva di fila tutte le contraddizioni di Sebastiano. Io riportai in un mio video allora le sue parole. Dopodiché Roberto Abruzzone, per ragioni che ben non abbiamo capito, iniziò a dire che si trattava sicuramente di un suicidio, eccetto ultimamente, perché ultimamente ha virato sulla soffitta e poi sulla cantina di Claudio Sterpin, con particolare riferimento alla resina. Volevo capire una cosa, ma quelle statuette sono in legno?
Sì, sì. Sì. Ha detto che sono Di in legno, legno. l'ha detto Sono di lui, legno. del presente. Dottoressa Abruzzone sta già pensando al luminol. No, senza No, luminol. senza Sto pensando luminol. che il legno e la resina vanno abbastanza d'accordo. Sì. La resina non era la resina, era una foglia e il guanto non c'entra niente. No, giusto per capire insomma poi cos'è che viene messo in circolazione anche con una sorta di aurea di informazioni, diciamo, che va. Vicino al suo piede sinistro, quel grumetto piccolo che è stato Sì, questa anche resina. fotografato in più fotografie, Sì. eccetera, sembra, potrebbe essere polline. No, il consulente tecnico parla di una sostanza, di una resina, quasi La una resina, caramella polline. sciolta, una resina, non polline. Il Diciamo polline non ha quasi. questa. No, Ma quelle statuette sono in legno? Presente. Dottoressa di legno. Abruzzone sta già pensando al luminol. No, senza No, luminol. senza Sto pensando luminol. che il legno e la resina vanno abbastanza d'accordo. La resina non era la resina, era una foglia e il guanto non c'entra niente. No, giusto per capire insomma poi cos'è che viene messo in circolazione a beneficio di chi ci ascolta e che dovrebbe valutare un po' meglio le fonti di certe affermazioni. Nello specifico anche la Pontenani, che doveva difendere Claudio, spalleggia l'Abruzzone dicendo sta già pensando al luminol. Una delle cose che mi ha sorpreso della Pontenani fu dalla Panicucci. A Mattino 5 infatti le fu chiesto cosa è successo a Claudio con la storia della cantina e lei, invece di rispondere è stata trovata una cantina sotto la casa di Sterpin, rispose è stata trovata una cantina con un accesso, con una botola segreta nascosta nel pavimento di Claudio. Ecco, una frase detta così sicuramente instaura dubbi in tutti i telespettatori, ma se tu difendi Claudio Sterpin non dovresti mai porre una frase in questo modo, instaurando dubbi contro il tuo assistito. Il giorno dopo lo scoop del secolo di Ore 14 arrivò trionfante come ospite nella trasmissione Sebastiano Visintin e alla domanda se lui davvero avesse 20.000 euro in tasca, lui si mise a ridere prendendo tutti in giro dicendo magari ci fossero quei soldi mi servirebbero davvero tanto, e tutti giù a ridere. Ma anche qua invece c'è un retroscena legato a Ore 14 che avrebbe dovuto far sì che qualcuno, almeno qualcuno, rispondesse a Sebastiano in modo diverso. Il 3 novembre 2011 Sebastiano Visintin, ospite a Ore 14, aveva dichiarato nuovamente che a casa sua non c'erano soldi. A quel punto nel pomeriggio io faccio un video e metto insieme tutte le frasi in cui Sebastiano affermava l'esatto contrario. A casa sua c'erano soldi. Accade che il 4 novembre mattina Silvia Sacchi, giornalista allora di Ore 14, mi contatta perché ha trovato proprio questo video in cui viene smentita l'affermazione di Sebastiano Visintin fatta il giorno prima. E quindi la domanda che mi porrà è se poteva fidarsi di quel video. Ma in realtà il tempo che io le rispondo che poteva farmi la domanda, lei mi riscrive dicendo di aver parlato con Olga Mascolo che mi conosceva e che quindi la fonte era affidabile. Così quel pomeriggio, dopo aver trovato il mio video, trovano l'originale e lo mandano in onda smentendo Sebastiano, quindi dimostrando che Sebastiano aveva affermato che a casa sua ci fossero soldi. A questo punto sorprende come una trasmissione che accusa i social di fare disinformazione continua in 2 anni abbia radicalmente cambiato opinione, passando dallo scoop Sebastiano ha ammesso che a casa sua ci sono soldi a Sebastiano non ha soldi, ridiamo tutti, magari ci fossero quei soldi così Sebastiano sarebbe ricco e farebbe tanti bei giri in giro con la sua bicicletta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.